Oggi in giro per Chioggia c'erano 400 dipendenti della Regione Veneto. Come mai questa iniziativa? Voi come mai avete portato questi 400 dipendenti della Regione a Chioggia? Quest'anno, come Ocrad, che io sono il presidente, abbiamo scelto di venire a visitare Chioggia grazie anche alla nostra amica Chiara Boscolo Biazemello, che ci ha dato una mano a partecipare e a fare questo evento, tanto è vero che siamo stati ospitati in Consiglio Comunale. Ocrad vuol dire Organismo Culturale e Ricreativo Assistenza ai Dipendenti, riconosciuto dalla Regione, che ci dà un contributo per tutti i dipendenti, non solamente per i soci, già pattuito con delle voci. Contributi, spese mediche, contributi per portatori di disabili. Welfare, in poche parole. Welfare, perfetto. E quindi noi ne abbiamo approfittato, e anche con l'ospitabilità che ci ha dato il Consiglio Comunale siamo venuti e abbiamo fatto una bella cosa, perché siamo stati veramente contenti. Avete trovato anche un tempo perfetto oggi per potervi muovere a Chioggia. Sì, anche da parte mia, sono Michele Pelloso, il direttore della direzione organizzazione personale della Regione del Veneto. È un piacere, voglio ringraziare per l'ospitalità che abbiamo ricevuto. Come ha detto il presidente dell'Ocrad Nevio Prizzon, l'amministrazione regionale crede in questo organismo, che non solo è di supporto e quindi svolge un'azione di welfare aziendale per i dipendenti, ma è anche capace di creare quel senso di squadra, quel senso di appartenenza fra le persone, che è importantissimo per qualsiasi organizzazione. Penso anche in particolare per un'organizzazione pubblica, per un ente pubblico qual è l'amministrazione regionale, che tutti i giorni è impegnata in favore dei propri cittadini, della società, delle imprese, per lo sviluppo del nostro territorio.